Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. È il giorno della verità per i 400 lavoratori dell'ex call center Almaviva. Il 31 dicembre scade l'ultima cassa integrazione. Tavoli al Ministero del Made in Italy e alla Regione nel pomeriggio sit-in per sostenere l'avvertenza. Lo sciame sismico delle ultime ore risveglia il ricordo della tragedia nella Valle del Belice. La sindaca di Montevago: nessun danno, è tutto sotto controllo. Caltanissetta, disagio e preoccupazione per le 14 famiglie del centro storico che erano state fatte evacuare dalle loro abitazioni per le lesioni sugli edifici. Nessuno spiraglio per il loro rientro in casa. Commozione e rabbia a Palermo ai funerali di Maria Ruggia, la 76enne morta all'ospedale in Grassia dopo 8 giorni in barella. La figlia dice: vogliamo giustizia. Catania, pannolini al posto del cuscino all'ospedale San Marco. Il primario spiega: era una barella, in nessun pronto soccorso sono previsti. Applausi e standing ovation a Siracusa per Pipino il Breve, la commedia musicale di Tony Cucchiara, sempre protagonista il grande Tuccio Musumeci. Calcio, il Palermo batte il Bari e salva per il momento la panchina di Dionisi in Serie C. Le siciliane guardano al mercato. Ancora ben trovati, è una giornata cruciale oggi per i 400 operatori del call center ex Almaviva, perché scade, lo ricordiamo, il 31 dicembre la proroga, la cassa integrazione. Dal 1 gennaio saranno tutti a casa e senza alcun ammortizzatore sociale. 2 i tavoli previsti quest'oggi. Maglio Viola. Ultima chiamata per i 400 operatori del call center ex Almaviva di Palermo. Oggi è il giorno della verità, scade infatti il 31 dicembre l'ultima proroga della cassa integrazione. Dal 1 gennaio saranno tutti a casa e senza alcun ammortizzatore sociale. Sono 2 le convocazioni al photo finish, una al tavolo al Ministero del Made in Italy questa mattina, la seconda convocazione alla Regione Siciliana nel pomeriggio, quando gli emissari dell'isola porteranno il risultato da Roma e presenteranno quel che la Regione può aggiungere per evitare il disastro. Lavoratori e sindacati sperano in una proroga della cassa integrazione sotto forma di ammortizzatore sociale straordinario, ma i fondi per far questo deve trovarli la Regione nel proprio bilancio e al momento non sembrano esserci spazi di manovra. Le uniche misure in campo possono riguardare il recupero di un centinaio di addetti ai call center da parte della Regione attraverso partner a cui sono stati affidati i servizi, come ad esempio quello sul caro voli. Ma si tratta di una misura marginale di lunga e difficile attuazione e che comunque lascerebbe fuori almeno 300 lavoratori, forse 250. Per questo proprio la Regione continua a fare pressing su Roma per ottenere una proroga della cassa integrazione comunque molto complessa. In attesa dell'incontro del pomeriggio, i lavoratori Almaviva scenderanno in piazza per sostenere con un sit-in la loro vertenza. Una situazione che ad oggi non sembra avere una soluzione, restano però 4 giorni per trovarne una percorribile. Sciame sismico a Montevago, nella Valle del Belice. Fortunatamente nessun danno, ma il flashback di ciò che accadde nel 1968 torna alla memoria di tanti. La sindaca della cittadina ai nostri microfoni tranquillizza assolutamente tutti. Sentiamo Orazio Longo. 11 scosse in poche ore, tutte al di sotto di magnitudo 3, per fortuna niente danni, ma a Montevago, paese della Valle del Belice, in provincia di Agrigento, lo sciame sismico smuove il ricordo tremendo di quella notte di gennaio di 56 anni fa. Il sindaco ha emesso un'ordinanza per porre in essere, così ha scritto, ogni azione utile a fronteggiare l'eventuale emergenza e ha attivato il centro operativo comunale. Per intanto mettere in rete le figure che in questi casi devono essere operative subito e devono essere allertate. Quello che è accaduto in questi 2 giorni un po' preoccupa per il semplice fatto che lo sciame è stato composto ed è composto da più scosse quasi in continuazione, e perché è molto vicino al paese, anche se stiamo tenendo tutto sotto controllo. Sindaco, quando sentiamo la parola terremoto accostata a Valle del Belice, il ricordo, come dicevamo, torna subito a quel maledetto sisma di magnitudo 6.4 che nel 1968 distrusse diversi centri abitati, tra cui la stessa Montevago, provocando centinaia di morti e migliaia di sfollati. Come vivete voi questo momento? Con la preoccupazione di quello che è stato, anche perché
molti di noi ne hanno memoria anche se erano molto piccoli. Il fatto che siamo in un periodo diciamo a ridosso di quell'evento, ricordo a tutti che parliamo del 15 gennaio. C'è però una differenza: rispetto al 1968 il paese oggi è più sicuro. Le case sono state ricostruite, sono tutte antisismiche. Abbiamo fatto un controllo, una verifica dei luoghi, ma non è accaduto assolutamente nulla. Questo sicuramente oggi ci fa stare un po' più tranquilli. Non sono ancora rientrati nelle loro case, non sono rientrate le famiglie del centro storico di Caltanissetta che il 10 dicembre erano state fatte sgomberare dalle loro abitazioni per la comparsa improvvisa di lesioni sugli edifici. Il servizio è di Rita Cinardi. Da 17 giorni sono fuori dalle loro abitazioni, hanno trascorso il Natale fuori casa e la stessa cosa avverrà anche per il Capodanno. È un incubo senza fine quello che stanno vivendo 12 famiglie di Via Redentore, una delle strade principali del centro storico di Caltanissetta, che erano state costrette ad abbandonare le loro abitazioni in seguito ad improvvise lesioni all'interno dell'edificio. Crepe sui muri, cadute di calcinacci improvvise e l'impossibilità di riaprire le porte avevano fatto scattare l'allarme. Poi l'intervento dei vigili del fuoco e da lì l'ordinanza di sgombero. Ancora oggi le famiglie sfollate abitano da amici, parenti o B&B messi a disposizione dall'amministrazione comunale e tra loro anche anziani e disabili. Io sono gravemente malata e per cui ne creo ancora di più un disagio al mio corpo, alla mia disabilità e tutto. Non sappiamo ancora se rientriamo, se usciamo ancora. Dai 7 giorni che ci avevano detto a tuttora oggi abbiamo tutto un mondo interrogativo. Non va meglio ad altre 2 famiglie di Vicolo Scilla, strada immediatamente dietro, che aveva presentato gli stessi problemi. Soprattutto in questa montagnezza dove ai tempi abbiamo anche denunciato che questa montagnezza butta acqua da quella parte lì ed è molto pericolante e non hanno fatto mai niente. Questa mattina intanto sono stati fatti rilievi sui festurimetri che erano stati posti all'interno degli edifici proprio per verificare la presenza di ulteriori movimenti. Non ci sono dei particolari movimenti in atto, anzi diciamo, i festurimetri misurano nessun movimento. Questo è chiaramente qualcosa di positivo. Sono stati celebrati questa mattina a Palermo i funerali di Maria Ruggia, la donna 76enne morta all'ospedale in Grassia dopo essere stata lasciata 8 giorni in una barella. La figlia continua a gridare giustizia. Marco Gullà. Maria adesso sta bene, non soffre più. Sono le parole del pastore in occasione dei funerali in chiesa evangelica di Maria Ruggia, la donna 76enne morta all'ospedale in Grassia di Palermo dopo essere stata 8 giorni in barella e deceduta dopo aver contratto un'infezione. Le lacrime della figlia sono anche lacrime di rabbia. Ho sbagliato a portare mia madre in quell'ospedale, ha più volte detto. Spero che tutti i sacrifici che noi faremo impegnandoci a diffondere questa triste e brutta notizia possa fare giustizia, e lo dico anche in questo momento di dolore. Di quello che noi vogliamo, giustizia anche per la gente che ancora è qui. La procura di Palermo sull'episodio ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. L'ASP, inviando gli ispettori all'Ingrassia, vuole condurre un'indagine interna. Il Cimo Sicilia invece sottolinea: in barella per diversi giorni non è un caso isolato, ma la regola, e la colpa non può e non deve ricadere sui medici. Intanto, alla domanda se qualcuno ha formulato delle scuse alla famiglia della vittima, questa è la risposta della figlia. Assolutamente no. Assolutamente no. Ma spero che comunque si scuseranno con Dio, non con me. Pannolini utilizzati al posto dei cuscini. Succede all'ospedale San Marco di Catania. Abbiamo però sentito il primario del pronto soccorso, Lorena Dolci. Ci sono alcuni pazienti che per problemi di cervicale o di dolore al collo richiedono un ulteriore spessore da mettere dietro il collo, e quindi per cercare di aiutare, ribadisco, il paziente, i sociosanitari hanno utilizzato quello come sistema provvisorio, ma non sono previsti guanciali sulle barelle di pronto soccorso. Il primario del pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Catania spiega così questa foto fatta circolare su una denuncia del Codacons, in cui si vedono appunto pannolini al posto dei cuscini. Non è che manca il materiale? No, il materiale c'è assolutamente. Tutto il personale oggi è amareggiato per la notizia che getta ombra sull'efficienza di una struttura che solo stamattina accoglieva 45 persone. Un luogo in cui i pazienti dovrebbero sostare poche ore, ma dove spesso, per carenze negli altri reparti, rimangono bloccati per giorni.
Capita, siamo ben attrezzati, ben supportati dall'azienda da questo punto di vista, che ha attivato il servizio mensa anche per il pronto soccorso, quindi sebbene frugale arriva il pasto per tutti gli utenti. Questa è una delle barelle che abbiamo visto in quelle foto. Questa è una delle barelle più sofisticate che abbiamo, che è chiaramente dotata di tutti i comfort, è sollevabile, lavabile, col materasso antidecubito chiaramente lavabile. Però non ha il cuscino. Ovviamente non ha il cuscino. Su richiesta del paziente, che cosa si sarebbe potuto mettere invece del pannolino? In alternativa a quello si possono creare dei supporti, ma sempre in maniera artigianale, perché ripeto non sono attualmente previsti guanciali. Questa è una barella come quella che vediamo nella foto, anche questo signore voleva un supporto e si è messo però in questo caso il suo cappotto. Andiamo a Gela, dove gli inquirenti sono al lavoro per risalire al responsabile dell'incendio doloso che nella notte tra Natale e Santo Stefano ha distrutto 4 auto e causato gravi danni a un edificio. Sentiamo Gerry Italia. Chi ha piccato l'incendio è la domanda a cui stanno cercando di rispondere gli inquirenti dopo il rogo che nella notte tra Natale e Santo Stefano ha distrutto 4 automobili e danneggiato gravemente un edificio in via Generale Cascino. Le fiamme, divampate intorno alle 4 del mattino, non lasciano dubbi. Si tratta di un gesto doloso. Secondo le prime ricostruzioni il fuoco sarebbe partito da un'auto in sosta per poi propagarsi rapidamente alle vetture vicine e lambire le pareti di un edificio, causando danni significativi. Gli abitanti della zona, svegliati dal bagliore e dal fumo denso, sono scesi in strada nel panico, temendo il peggio. Sul posto sono intervenuti 2 camion dei vigili del fuoco, una camionetta e 2 volanti dei carabinieri. I pompieri hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Nel frattempo i carabinieri hanno avviato una complessa indagine, tra le piste principali l'analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi utili per identificare il responsabile. Resta alta comunque la tensione nel quartiere, dove i danni materiali e il timore di nuovi episodi simili hanno lasciato un segno profondo. Le forze dell'ordine continuano a lavorare senza sosta per fare luce su un gesto criminale che da tempo ormai non si registrava in città. 4 giovani sono ricoverati al Policlinico di Palermo per le ferite riportate per lo scoppio di petardi artigianali. In particolare uno studente di 16 anni di Palazzo Adriano è in prognosi riservata per gravi ferite al volto e a una mano. I carabinieri stanno accertando se sia stato lui ad accendere il mortaretto o lo abbia raccolto non esploso. Intanto a Miserbianco la Guardia di Finanza di Catania, lo vedete nelle immagini, ha sequestrato oltre 4.000 botti pirotecnici potenzialmente pericolosi e che erano pronti per essere immessi nel mercato in occasione del Capodanno. Con lo slogan "Una risorsa e non un corpo da tagliare", questa mattina davanti alla prefettura di Catania si è svolto un sit-in dell'Unione Sindacale dei Vigili del Fuoco, il cui impegno è stato fondamentale per la collettività anche nei giorni del recente maltempo. Sentiamo le loro richieste. Dobbiamo sollecitare il governo a rinnovare il nostro contratto, che ormai è quasi 3 anni che è scaduto. Vogliamo la tutela sanitaria completa, vogliamo i nostri arretrati, perché ogni qualvolta che vengono rinnovati i contratti scompaiono le nostre economie. Vogliamo che vengano aumentati gli organici, perché gli interventi sono aumentati a dismisura, abbiamo organici striminziti. Vogliamo che le sezioni navali e i sommozzatori vengano rimpinguati, perché sono in via di estinzione e sappiamo tutti che sono beni essenziali, come così anche gli altri beni essenziali dello Stato devono essere rimpinguati, perché sentiamo che sono in molte difficoltà ogni qualvolta che ci sono grosse, criticità. E adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa, torniamo tra poco con lo spettacolo, andremo a Taormina ad ascoltare le voci bianche del piccolo coro. E siamo tornati in studio, si sono esibiti al Palacongressi di Taormina per il tradizionale appuntamento natalizio. Sono i bambini del piccolo coro Città di Taormina, una realtà presente da 16 anni che continua a ricevere consensi anche dagli adulti. Il servizio.
Vestiti di rosa e di bianco, 60 bambini tra i 4 e i 14 anni protagonisti al Teatro del Palazzo dei Congressi di Taormina, con il piccolo coro a intonare White Christmas, Joy the World, Caro Gesù Bambino. Sotto la guida del maestro Ivan Lo Giudice si sono esibiti nel tradizionale appuntamento natalizio per il 16° anno consecutivo. Siamo stati molto felici di accogliere il nostro pubblico, il Palacongressi era gremito veramente di tanta gente a festeggiare con noi il Natale e ad ascoltare il nostro viaggio musicale, quello che i nostri bambini hanno proposto. Di una sensibilità, quella delle voci bianche, che assolutamente ci danno ogni giorno motivo di sperimentare nella didattica insieme ai bambini tantissime cose belle, anche attraverso dei progetti solidali. Il piccolo coro Città di Taormina, nato nel 2008, promuove attività musicali come concerti, incisioni discografiche e trasmissioni TV e streaming per scopi di beneficenza. Ha partecipato nel tempo a opere liriche, festival e raduni rivolti alla coralità. E continuiamo con gli applausi, questa volta quelli nei confronti di un capolavoro davvero inossidabile. Parliamo di Pipino il Breve, la commedia musicale di Tony Cucchiara con protagonista il grande Tuccio Musumeci. Ieri ed oggi in scena al Teatro Massimo di Siracusa, a gennaio anche a Catania. Francesco Aloi. Stare all'età mia, va bene, accovacciato su chipere storte e tutte cose, è una tragedia. Il grande Tuccio Musumeci ci scherza su. Tra lui e Pipino il Breve c'è una sorta di amore e odio. Si dice stanco ma allo stesso tempo entusiasta per il grande successo. Ha girato il mondo e le standing ovation non sono mai mancate. Siamo stati 2 volte a Broadway in America, Australia, Argentina, Brasile, Canada. Pipino il Breve va visto almeno una volta nella vita. La storia del re di Francia anziano che trova l'amore nella figlia dei sovrani di Ungheria, Berta, ma durante il viaggio la ragazza incontra la subdola falista che le somiglia e ne approfitta per scambiarsi a lei. Ti prego, si può, portami cutia, è una proposta che mi alletta assai. Berta, risparmiata alla morte, sarà costretta a sparire e soltanto 7 anni dopo Pipino scoprirà l'inganno grazie ai disegni su una tela tessuta proprio dalla donna. Berta è viva e sana e salva! Tanti applausi al Teatro Massimo di Siracusa e certamente sarà lo stesso anche al Brancati di Catania dal 4 al 6 gennaio. La grinta di Tuccio, a 90 anni, non passa inosservata. Qual è il segreto? Non lo so neanche io. Se mi chiedete, dice, qual è il segreto? Difatti io ho l'inverno a casa, dove mia moglie, i miei figli, dice, ma ancora Pipino, non ne posso più veramente. E adesso ci fermiamo ancora, subito dopo il calcio. Siamo al calcio, il Palermo batte il Bari, salva per il momento la panchina di Dionisi, ma il successo non soddisfa i tifosi che fischiano e contestano squadra e società. Marco Gullà. Il Palermo vince ma non convince. 1-0 al Bari al Barbera nel turno di Santo Stefano grazie a questo gol di Leduaron segnato al 41esimo del primo tempo. Seppur la classifica adesso abbia un riflesso diverso con il Palermo che ha agganciato proprio il Bari, i tifosi restano amareggiati e delusi. Una vittoria conquistata con sacrificio e sofferenza. Il Bari ha anche sfiorato il pareggio in un paio di occasioni, ma questa volta la difesa rosanero ha retto grazie anche ad alcuni interventi di Deplanche. Poi a fine partita i fischi del pubblico e Dionisi che non parla in sala stampa. Interviene il DS De Santis che specifica che è una scelta precisa quella di fare scendere in campo la società per fare un bilancio dopo il girone d'andata. È un segnale che non era importante solo oggi ma che è importante anche per il futuro. La continuità di risultati deve essere il nostro obiettivo principale insieme alle prestazioni, perché finisce il girone d'andata, finisce con un bottino di punti che non ci può rendere soddisfatti, ma finisce un girone d'andata con la prospettiva che tra 3 giorni, iniziando quello di ritorno, si possa ottenere di più e si possa riposizionare il Palermo nelle posizioni più alte di classifica che merita.
Il Palermo tornerà in campo domenica per sfidare il Cittadella fuori casa per il primo turno del girone di ritorno. Adesso alla Serie C è un momento di stop per le squadre siciliane, tutte rivolte verso il mercato di gennaio. Sentiamo. Una pausa necessaria per tutte e tre le siciliane in Serie C per ricaricare le batterie, ma soprattutto per fare il punto, una sorta di mini bilancio della prima parte del campionato, anche per capire come e dove intervenire durante la prossima fase di calciomercato. La sosta natalizia servirà essenzialmente a questo. Il Catania ha staccato la spina dopo la vittoria contro il Sorrento, solo pochi giorni di pausa perché il 5 gennaio si torna in campo, così la squadra di Mimmo Toscano riprenderà la preparazione lunedì prossimo per concentrarsi sul big match contro il Benevento, una partita che Telecolor trasmetterà in diretta in chiaro e gratis proprio domenica 5 gennaio alle 15 dallo Stadio Vigorito, una maxi versione di diretta stadio con 4 ore di trasmissione. A Messina la ripresa del lavoro invece dopo la sosta natalizia è fissata per domani. Modica dovrà verificare le condizioni dell'attaccante Luca Petrungaro che nell'ultima trasferta di Potenza ha accusato un problema di carattere muscolare, ma a preoccupare soprattutto la questione societaria sulla quale vige il massimo silenzio. Quel che trapela è la possibile rivoluzione dirigenziale, ad esempio l'arrivo di un nuovo direttore sportivo essenziale per la fase di mercato, ma niente più. A Trapani invece i cambi sono stati fatti prima del Natale con gli arrivi del DS Pavone e di Ezzolino Capuano in panchina. Adesso ci si concentra sui movimenti in entrata ed uscita. Potrebbe tornare a breve a vestire la maglia granata Marco Toscano, centrocampista trapanese classe 97, attualmente in forza all'Avellino, mentre il bomber Facundo Lescano sarebbe finito nel mirino dello Spezia, una delle battistrada della Serie B, è in corsa per la promozione in Serie A. E prima di salutarci vi ricordo tra poco, dopo la nostra sigla, l'appuntamento con Sicilia, 24 Focus. Si parlerà delle feste natalizie che rappresentano un momento di convivialità ma anche una sfida per la nostra alimentazione. Eva Spampinato ospiterà in studio la nutrizionista Rosita Calvagna per capire come affrontare questi ultimi giorni di eccessi per poi approcciarsi al percorso per ritornare in forma. Potrete seguire la trasmissione oltre che in diretta tra pochissimo su Telecolor, anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it e potrete inviare i vostri messaggi al 342 74 55 005. Adesso è veramente tutto, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo il prossimo appuntamento con Sicilia 24 alle 19.